Giorgio Susanna, direttore del coro Castel di Conegliano, non uno ma due. Due premi, il premio per il direttore di coro sinceramente non me l'aspettavo. Il concorso di Vittorio Veneto è da anni un concorso importantissimo dove si alternano non solo grandi e prestigiosi cori ma grandissimi maestri. Quest'anno è toccata a me, veramente non ho parole, sono felicissimo. Cosa vuol dire essere direttore di un coro? Ma vuol dire trovare la gente più sincera, le persone più appassionate forse, le persone che amano il canto e lo stare insieme. Il coro è uno spaccato di società e io sono veramente orgoglioso di poter dirigere un coro fatto di persone che amano il canto e che mettono a disposizione il loro tempo libero per la musica, perché è una ricchezza per tutti, una ricchezza per la società, che è una ricchezza per chi ci ascolta ma anche per chi canta. Per il prossimo futuro cosa succederà? Ma abbiamo molte cose in pentola e sinceramente innanzitutto un rinnovamento del repertorio e poi intendiamo continuare su questo filone, il filone dei concorsi e così delle competizioni non fine a se stesse ma per una crescita del coro. Il coro sta crescendo da un punto di vista musicale, da un punto di vista corale, delle voci e questi momenti sono così un punto di partenza, non sicuramente un punto di arrivo.